Il 27 dicembre una paziente oncologica arrivata allo IOV alle 7:30 della mattina è riuscita a fare la chemioterapia alle 14:30 del pomeriggio. Ha dovuto attendere 7 ore. Casi come questi sono all'ordine del giorno, dicono i sindacati, denunciando lo stato di sovraffollamento in cui versa il Day Hospital e il punto prelievi di oncologia nello stabile del Busonera, dove ha sede lo IOV. Le poltrone che oggi sono a disposizione, perché stiamo parlando di Day Hospital, sono assolutamente insufficienti per la domanda di salute che oggi esprime il nostro territorio. I pazienti che arrivano oggi allo IOV arrivano accompagnati in spazi molto ristretti, poco accoglienti, devo dire anche, e passare intere giornate così ad aspettare la prestazione, voi capite che non è piacevole. Spazi piccoli e una gestione poco lungimirante della programmazione, denunciano. Per questo, dopo un ultimo incontro con i vertici dello IOV, i sindacati chiedono di trovare spazi più adeguati per i pazienti che arrivano da tutto il Veneto. Vogliamo che ci siano delle programmazioni, vogliamo che i spazi diventano adeguati in base alle persone che ci sono. Vogliamo che venga potenziato Castelfranco, bisognerebbe liberare degli uffici, bisognerebbe liberare dei spazi in maniera che le persone che vengono a soffrire di questo servizio, di queste cure, abbiano gli spazi adeguati. Una situazione al limite che rende difficile anche il lavoro degli operatori sociosanitari, che devono fronteggiare turni troppo lunghi e spesso la rabbia dei familiari dei pazienti che vedono i loro cari sofferenti attendere per ore la terapia. Come accordi precedenti erano stati definiti un limite massimo di 150 terapie giornaliere al di fuori di quelli che sono i fuorilista, che parliamo di 20-30 persone. Questo porta purtroppo un aumento delle aggressioni nei confronti degli operatori, che chiediamo di maggior tutela da parte della stessa direzione.